Grazie Gesù, perché noi siamo qui questa sera. Grazie Signore per il privilegio di essere qui. Grazie Signore perché noi possiamo celebrare il tuo nome. Grazie Signore perché possiamo innalzare il tuo nome, Signore. Il tuo nome è al di sopra di ogni nome, Signore. Il tuo nome ha tutto il potere. Noi oggi vogliamo rendere a te, Signore, la riverenza al tuo nome, Gesù. Il tuo nome è bellissimo, il tuo nome è meraviglioso, il tuo nome è potente e non c'è nessun altro, Signore, che puoi prendere il tuo posto. Signore, tu puoi smuovere i monti, Signore, tu puoi calmare la tempesta, Signore, con la potenza del tuo nome. Il mare si calma, il vento si calma. Con la potenza del tuo nome noi possiamo dire a una montagna di spostarsi, lei si sposterà, perché il tuo nome è grandioso. Il tuo nome, Gesù, è potente, il tuo nome è sovrano e al di sopra di ogni altro nome, Gesù. E noi vogliamo adorare il tuo nome, Gesù, perché tu eri già dall'inizio, tu c'eri alla metà, tu ci sarai alla fine, tu non cambi mai, tu sei immutabile, Gesù. E noi vogliamo adorarti, Signore, perché tu sei degno di essere onorato questa sera. Spirito Santo, noi chiediamo che il tuo muovere possa agire dentro noi, che ogni distrazione possa andare via e che la tua presenza possa essere il nostro obiettivo questa sera. Possa essere il nostro obiettivo questa sera. Noi ti adoriamo, Gesù, adoriamo il tuo nome, Padre. Sei invincibile, sei ineguagliabile. Tu hai vinto la morte. Spirito Santo, noi adoriamo il tuo nome. Puoi cantare insieme questa canzone? All'inizio eri la parola, uno con Dio l'Altissimo. Il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. All'inizio era, all'inizio eri la parola, uno. Il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore
è più grande del mio peccato, niente può, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re, ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, nome di Gesù, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome.
strappato la tomba. Il cielo proclamala, perché risuscitasi vivo sei, sei l'inigualabile, ora brillerai. Tu eri Dio, tu ancora sopra ogni sogno, tu sei la morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba nuova adesso c'è, il cielo proclama la tua gloria, perché risuscita. Oh, sei questo nome che noi siamo qua oggi, Gesù. Sei tu ed è tutto per te, che noi stiamo spendendo la nostra vita, perdendo tutto per amore, ma con tanta allegria, Signore dei nostri giorni. Grazie Gesù. Sto preparando un cammino.
sovrano in potenza liberà, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà e liberà. Lui è sovrano in potenza liberà, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Signore dei miei giorni. Lui è sovrano in potenza libera, al dominio. Cristo verrà, portando la sua ricompensa e verrà. Lui è sovrano in potenza libera, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Dichiara è Cristo, è Cristo. Perdendo tutto per amore, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria. Amen. Pace a tutti, benvenuti al nostro Adorarti di Santa Cena. Dopo che lo Spirito Santo ha preparato un terreno fertile attraverso questi momenti di lode, di adorazione, in questo momento vogliamo ricevere la Santa Cena del Signore. Voglio invitare le persone che serviranno qua davanti, ma ho una richiesta anche per ognuno di voi
che questa sera prenderete la Santa Cena. Voglio invitarti a far sì che questo non sia un semplice rituale. Noi celebriamo la Santa Cena una volta al mese, ma non vorrei che tu vivessi questo momento come questo rito che una volta al mese viviamo. Vorrei che tu potessi vivere questo momento discernendo, come l'Apostolo Paolo ci chiede, in questi alimenti, il corpo e il sangue di Cristo. Abbiamo appena cantato che noi vogliamo spendere la nostra vita per Lui, ma c'è un motivo se vogliamo spenderla, perché Lui un giorno ha speso la sua vita per noi. Lui un giorno è salito su quella croce per noi, e oggi noi, attraverso quest'atto della Santa Cena, questo memoriale, come lo stesso Signore Gesù ci ha insegnato a partecipare, vogliamo ricordare quel giorno, quel bellissimo giorno in cui il nostro Gesù è salito sulla croce per noi, portando con sé tutti i nostri peccati per lasciarli sottoterra e rinascere a nuova creatura, dando così anche a noi oggi l'opportunità di diventare nuove creature. Voglio leggere con voi i versetti nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e che bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore fino al suo ritorno. Amen. Prendiamo questi alimenti sapendo che questa sera, cibandoci di questo pane, di questo succo, noi stiamo testimoniando del nostro Signore Gesù. Stiamo testimoniando di colui che è salito sulla croce per noi. Siamo ambasciatori del messaggio del Vangelo. Siamo coloro che Cristo ha chiamato oggi a diffondere il suo buon profumo in tutto il mondo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità che ancora una volta ci dai di partecipare alla tua cena. E io ti chiedo, Signore, che ancora una volta, questa sera, questa Chiesa possa vivere questo momento non come un mero rituale, ma come qualcosa che possa veramente trasformare e rinnovare le nostre vite, qualcosa che possa ricordarci di quel patto che tu hai sigillato con noi su quella croce. Per questo ti chiedo, Signore, di benedire e consacrare questi alimenti, che quando entreranno dentro di noi possano prendere vita e possano farci sentire nuovamente viva la tua presenza nei nostri cuori. Benedici, Signore, questa Santa Cena, e per mezzo di questa benedici questa Chiesa, una Chiesa benedetta, una Chiesa consacrata a Te, una Chiesa che per mezzo di questa Santa Cena diventa annunciatrice della Tua morte e della Tua resurrezione fino al Tuo ritorno. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Sovrano in potenza, egli verrà al dominio di ogni cosa.
sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Egli verrà, Lui è sovrano in potenza, Egli verrà, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Egli verrà, Lui è sovrano in potenza, Egli verrà, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Amen. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, come uno in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che il nostro Signore ha donato per noi. E dopo il pane, tutti insieme beviamo da questo calice, il calice del nuovo patto, il calice del sangue che Gesù ha versato per me e per te.
sacrificio, per tutto quello che Lui ha fatto, che fa per noi, ma soprattutto per colui che Lui è per noi, il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Padre. Amen. Possiamo rimanere seduti. Voglio dare qualche avviso prima di procedere avanti col culto. Darò qualche avviso per questa settimana, anche per quelle a venire, a cominciare da domani. Domani giornata impegnativa per la B-Church, perché la mattina saremo qua in chiesa con il nostro caffè con i pastori, un evento pensato per tutti coloro che stanno venendo in chiesa da poco tempo, da qualche settimana, da qualche mese, vogliono conoscere meglio la visione della chiesa, le dottrine della chiesa, il modo in cui vogliamo agire e avanzare per il regno di Cristo. E saremo domani mattina qua alle ore 10. È necessaria la prenotazione. Chi si è già prenotato ha fatto bene, chi ancora non si è prenotato, vuole prenotarsi, questa sera ancora può venire a parlare con me, con mia moglie, per riservare il suo posto per domani mattina, così saremo molto organizzati per avere questo momento di comunione, di conoscenza reciproca insieme. Ma non è finita qua, perché nel pomeriggio i nostri giovani saranno impegnatissimi con il Fusion dei giovani, il nostro culto dei giovani a partire dalle ore 14 con il pre-Fusion, questo tempo di comunione tra di loro, e alle 16 con il culto dei giovani, con questo tema, con questa serie di sermoni che sta accompagnando i giovani in questi mesi. Mercoledì avremo i nostri culti in casa, i nostri culti familiari, le nostre cellule. Siete benvenuti a partecipare. Se ancora non fate parte di qualcuna di queste cellule, di qualcuno di questi in casa, contattate il leader di cellula che potete trovare anche qua in mezzo ai fratelli, alle sorelle. Ad esempio, dove possiamo trovare il leader dell'In Casa La Via? Eccolo lì dietro, uno dei due è lì dietro, con la camicia rosa, Giacomo. Il leader dell'In Casa Shalom, oggi non c'è Goya, ma c'è Edoardo lì. Fatti vedere, Edoardo, dove sei, bravissimo, per chi è di Porto San Pancrazio. Il leader di Ponte di Gioia, Grace e Anderson lì dietro. Il leader di Rinascere a Bussolengo, Paulinho di Eula. E infine il leader di Casa di Adorazione qua sulla curva sud della chiesa, Etto e Renata. Entrate in contatto con loro se localizzate un in casa vicino a voi per poter partecipare già questo mercoledì. Il giorno 13 di luglio, domenica, avremo il nostro talent per i bambini, questo evento per i nostri figli, quindi genitori, accompagnate i vostri figli a questo evento. Lo abbiamo già presentato tante volte, quindi non staremo qua ancora a ripresentarlo, ma solo come promemoria, domenica 13 di luglio, il nostro talent dei bambini. Il 20 di luglio invece, la domenica dopo, ogni domenica di luglio praticamente è occupata, ci sono i nostri battesimi al Lago di Garda. Finalmente arrivano anche quest'anno i nostri battesimi, località Sirmione, Punta Gro, a partire dalle 9 di mattina, una festa per tutta la chiesa è benvenuta a partecipare a questo evento. Sarà una giornata di comunione, passeremo tutta la giornata al lago, quindi tenetevi liberi il 20 luglio per vivere insieme questa giornata. E infine sono aperte le iscrizioni al nostro corso ministeriale, corso Seguitemi, te che vuoi servire attivamente all'opera del Signore, vuoi rispondere alla tua chiamata, puoi iscriverti al nostro corso che inizierà a breve attraverso il link che puoi trovare sul gruppo WhatsApp della nostra chiesa. Amen? Sono finiti gli avvisi, spero che ve li ricordiate tutti. Domani pomeriggio cosa c'è? Molto bene. Mercoledì cosa c'è? Il 20 luglio? Ci sarete? Tutti quanti? Non ho sentito tutti quanti dire sì. Va bene.
Possiamo alzarci in piedi, voglio fare un momento di decime, di offerte prima di passare alla parola. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, in questo momento pregheremo per queste, crediamo nelle decime, nelle offerte come forma di contribuzione nell'opera di Dio, ma anche come forma di adorazione, di compromesso con il Signore. Quindi tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, se vuoi portarla qua davanti, se no ci sarà là dietro la nostra tesoriera di Eula col POS per aiutarti se vuoi fare la tua offerta col bancomat, con la carta, in questi modi. Abbiamo anche le buste di missioni per aiutare nelle nostre opere missionarie. Per chi non lo sapesse, stiamo sostenendo una missionaria. Se vuoi aiutare in questo modo potrai farlo attraverso le buste di missioni che troverai sul tavolino là in fondo. Preghiamo insieme per queste decime, per queste offerte. Signore Gesù, in questo momento, Signore, consacriamo a Te le nostre offerte, le nostre decime, le nostre primizie, e ti chiediamo, Signore, che tu possa riceverle come forma di adorazione gradita a Te. Ti chiediamo anche, Signore, che possano essere usate al meglio per l'avanzamento, lo sviluppo della tua opera, Signore, in ogni suo ambito. Signore, che attraverso queste decime, queste offerte, tu possa permettere a questa Chiesa di raggiungere sempre più anime, di far avanzare il tuo regno su questa terra. Questo è il nostro desiderio, Signore. Aiutaci a compierlo. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare la tua parola, non una semplice parola, ma quella che viene da te, Signore, quella di cui la Bibbia ci parla, che può entrare dentro nei nostri cuori, penetrare i nostri cuori, quella che può trasformare le nostre vite, rinnovare i nostri giorni. Per questo ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito abbia la libertà di agire questa sera in mezzo a noi, che non sia io a parlare, ma che sia la tua voce che raggiunga le nostre orecchie e soprattutto i nostri cuori, e che metta dentro di noi un seme di vita eterna. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene,
Passiamo al momento, al ministero della parola, al momento della parola. Voglio parlarvi di un tema che penso che riguardi, spero che riguardi tutti quanti noi, perché tutti quanti noi, no? Come uomini e donne, molto spesso siamo alla ricerca dei posti migliori, no? Ditemi che non è così, ditemi che non sono l'unico io, ad esempio, quando vado al centro commerciale, che se entro in macchina nel parcheggio del centro commerciale trovo subito un posto libero, non parcheggio in quel posto lì, ma vado fino davanti alla porta del centro commerciale per vedere se non c'è un parcheggio lì vicino alla porta, no? Il parcheggio più bello, il parcheggio migliore. Poi non lo trovo mai e giro per 20 minuti nel parcheggio e ritorno a quello là che avevo visto all'inizio. Ma non penso di essere l'unico che cerca sempre il posto più bello dove parcheggiare. E la ricerca del posto migliore, no? È un po' qualcosa che ci portiamo dietro in ogni ambito della nostra vita, no? Anche nell'ambito lavorativo. Penso che tutti quanti noi aspiriamo a un posto più bello in cui lavorare. Chi lavora magari in una fabbrica o in un posto in cui ci sono vari gradi. Penso che ognuno di noi possa aspirare a occupare il posto, il gradino più in alto di questa fabbrica, no? Di gerarchia. O magari ci piace fare i lavori nei posti dove sono un po' più facili, no? Insomma, noi uomini solitamente cerchiamo sempre i posti migliori e fidatevi che è qualcosa di comune anche con i grandi uomini della Bibbia, quelli che oggi la Chiesa Cattolica chiama santi, no? Tipo San Giovanni o suo fratello, che una volta andarono da Gesù e gli dissero: Gesù, non è che quando noi saremo nel regno dei cieli potremmo avere i posti migliori che ci sono? Non è che potremmo sederci uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, avere i posti più belli all'interno del regno dei cieli? La ricerca del posto migliore è qualcosa che, fidatevi, accomuna tutti quanti. Quindi se qualcuno si sente tirato in causa, non pensate che siete da soli, probabilmente anche quello vicino a voi è qualcuno che desidera avere questi posti migliori. Ma voglio parlarvi di un posto questa sera che noi troviamo all'interno della parola, che una persona, una donna nella Bibbia ha scoperto. È una donna che noi vediamo solo in 3 episodi in tutta la Bibbia, e in tutti questi 3 episodi lei si trovava in un posto. Aveva scoperto questo posto e vi assicuro che non c'è un posto più alto di questo, non c'è un posto migliore di questo, è il posto migliore in cui stare. Questa donna è conosciuta come Maria di Betania e questo posto in cui lei ha imparato a stare, questo posto che ha scoperto, questo posto migliore è ai piedi di Gesù. Noi vediamo Maria di Betania, come ho detto, in solo 3 episodi in tutta la Bibbia che adesso andremo a vedere insieme, e in ognuno di questi 3 episodi lei si trovava ai piedi di Gesù, in questo posto migliore, in questo posto più bello, in questo posto che noi come uomini e donne che spesso ricerchiamo il posto migliore, dobbiamo imparare a trovare e lì restare. Voglio chiedervi se volete aprire le vostre Bibbie, altrimenti potete seguire qua nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 10, leggerò dal versetto 38. Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dal versetto 38 in avanti, vedremo questi 3 episodi in ordine cronologico. Dice così: mentre era in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua.
Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Possiamo rileggere insieme questo versetto? Aiutatemi a rileggerlo. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona e questa non le sarà tolta. Questo è il primo dei 3 episodi in cui noi conosciamo questa Maria, Maria di Betania, e la vediamo per la prima volta ai piedi di Gesù. E qua ci parla di queste 2 sorelle, Marta e Maria, che stavano vivendo 2 situazioni opposte, no? Perché cosa faceva Marta? Marta, noi scopriamo che era tutta indaffarata, no? a servire, a mettere in ordine la casa, a servire da mangiare a Gesù e ai suoi discepoli, era sempre in movimento, mentre Maria se ne stava seduta insieme agli altri discepoli ai piedi di Gesù ad ascoltare la sua parola, ad imparare da lui. Ma vi faccio una domanda: è sbagliato quello che Marta stava facendo? Il servire e darsi da fare per Gesù, perché Gesù era lì, no? Era sbagliato? Non era sbagliato. Io il tema che probabilmente predico di più in chiesa è chiamata, e chiamata è qualcosa che suppone, no? Il darsi da fare, l'essere in movimento, l'essere in azione per il regno di Dio, e questo è quello che Marta stava facendo. Quindi non è sbagliato darsi da fare, non è sbagliato essere in azione per Gesù, per il regno di Dio, assolutamente non è sbagliato. Giacomo nella sua lettera ci dice che lui ci dimostra la sua fede attraverso le opere, attraverso il darsi da fare. La Bibbia ci lascia molto chiaro che nel regno dei cieli ci saranno vari livelli di ricompense, e le ricompense migliori saranno date a coloro che su questa terra si sono adoperati di più per il regno dei cieli, hanno fatto di più come Marta stava facendo. Quindi fare non è qualcosa di sbagliato. Ma se fare non è qualcosa di sbagliato, in che modo possiamo interpretare un versetto o un passo della Bibbia in cui Gesù, sentite cosa dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Sentite cosa dice Gesù: molti in quel giorno mi diranno Signore, Signore, io per te ho profetizzato, io nel tuo nome ho scacciato demoni, io nel tuo nome ho fatto segni miracolosi, segni potenti. Sapete cosa dirà Gesù a queste persone? Allontanatevi da me, perché io non vi ho mai conosciuto. Ma come? Abbiamo appena detto che fare è importante, compiere la nostra chiamata è importante. Certo, sicuramente è importante, ma non basta solo il fare. Se vediamo in questo passo, Gesù dà una qualità di queste persone che facevano, ma alla fine lui le allontanerà dal regno dei cieli. Qual è questa qualità cattiva? Gesù dice: allontanatevi da me, perché io non vi conosco, non vi ho mai conosciuto. Quando la Bibbia usa questo termine, conoscersi, quando si parla di relazioni tra persone, non voglio essere volgare, no? Però vi faccio un esempio molto pratico. Conosciamo tutti Adamo, vero? Conosciamo tutti Eva. La Bibbia ci dice che Adamo conobbe Eva, e Eva da questa conoscenza concepì un figlio che si chiamò Caino, ok? Quindi quando la Bibbia ci parla di conoscere, quando si parla di rapporti tra persone, ci sta parlando di qualcosa di molto più intimo, di una semplice conoscenza tra persone. Si sta parlando di qualcosa di molto, estremamente più intimo, no? E quindi quando Gesù sta dicendo io non vi ho mai conosciuti,
non sta dicendo non vi ho mai conosciuti come persone, come amici. Gesù è onnisciente, Gesù sa ogni cosa, conosce chiunque di noi, sa quanti capelli abbiamo sulla nostra testa. Quindi quando Gesù sta dicendo allontanatevi da me perché io non vi ho mai conosciuto, quel conoscersi è qualcosa di molto più intimo, è quella relazione molto intima che Gesù vuole che noi costruiamo con Lui, quella relazione che Maria stava costruendo con Gesù, quella conoscenza che Maria stava costruendo con Gesù ascoltando la sua parola. Perché fare per Gesù è importante, è molto importante, è estremamente importante. Fratelli, ci sono tantissime cose importanti che noi cristiani dobbiamo fare. Predicare il Vangelo è importante, lodare il Signore è importante, fare la carità, avere misericordia verso il prossimo, aiutare il prossimo è importante, ma Gesù qua lascia chiaro una cosa sola è necessaria. Tante sono le cose importanti, ma una cosa è necessaria. Cos'è questa cosa? Conoscere Gesù. Quando Maria è lì ai suoi piedi, lei sta assumendo un carattere di discepola. La Bibbia, Gesù quando ci manda a compiere la nostra chiamata, Gesù non ci manda a fare predicatori, non ci dice andate per il mondo a fare predicatori del Vangelo, non ci dice andate per il mondo a fare musicisti per il gruppo di lode, non ci dice andate per il mondo a fare portatori di misericordia. Gesù ci dice andate per il mondo a fare miei discepoli. Quello che Gesù vuole che noi siamo prima di ogni cosa è suoi discepoli. Perché la cosa più importante di tutte, la cosa necessaria per noi cristiani è conoscere Gesù. L'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 3 comincia dicendo: se io volessi, io potrei vantarmi di molte cose, perché io sono un giudeo, sono della razza di Israele, sono della tribù di Beniamino, sono ebreo, figlio di ebrei, sono stato circonciso l'8° giorno, secondo la legge sono fariseo, secondo lo zelo che è nella legge sono persecutore della Chiesa, sono irreprensibile. Ma sapete una cosa? Io considero tutta questa cosa come un danno davanti a Cristo. Anzi, aggiunge Paolo, tutta questa cosa io la considero come tanta immondizia. Secondo alcune versioni Paolo dice io la considero come sterco davanti alla conoscenza di Cristo. La cosa più importante, fondamentale, l'unica cosa necessaria per noi cristiani è conoscere Gesù. E è ai suoi piedi che noi possiamo diventare suoi discepoli, così come Maria diventò sua discepola, mettendosi ai suoi piedi per prima cosa, per conoscerlo. Noi possiamo conoscere Gesù attraverso la parola di Dio, attraverso le predicazioni che ci fanno conoscere la sua essenza. Possiamo conoscere Gesù guardandoci intorno. Possiamo meravigliarci, vedere la sua bellezza. Noi possiamo conoscere la potenza di Gesù nella preghiera, perché la preghiera ci rende partecipi dell'onnipotenza di Dio. Ma noi dobbiamo conoscere Gesù. Non serve a niente fare se noi non siamo. Non serve a niente fare senza essere. Essere che cosa? In primo luogo, essere discepoli di Cristo, persone che lo vogliono conoscere, persone che vogliono imparare da Lui, persone che vogliono imparare come vivere su questa terra, persone che vogliono imparare come raggiungere il regno dei cieli, persone che siano insegnabili soprattutto, perché tante volte ascoltiamo parole, leggiamo la Bibbia, ascoltiamo consigli, ma questi non ci toccano, non ci lasciamo insegnare da Gesù. E il discepolo, che significa studente, è colui che impara, è colui che si lascia insegnare da Gesù. E noi dobbiamo per prima cosa essere questo. Il primo consiglio, il primo principio che troviamo da Maria di Betania ai piedi di Gesù è quello di assumere
un carattere da discepolo. E noi cristiani, come prima cosa, dobbiamo trovare questi piedi di Gesù per diventare veri discepoli. Il posto migliore in cui ascoltare la sua parola, riempirci di Lui, conoscerlo profondamente. E Gesù ci assicura una cosa: quando noi ricerchiamo i piedi di Gesù per conoscerlo, per diventare Suoi discepoli, noi stiamo cercando la parte buona e Gesù non ci toglierà questa parte. Lui sempre avrà parole per coloro che cercano i Suoi piedi per diventare Suoi discepoli, per conoscerlo in profondità. Il secondo passo che ci parla di Maria di Betania lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. È un testo molto lungo, ci parla della risurrezione di Lazzaro. Vi leggerò solo alcuni versetti, ma per dare un contesto, no? Sappiamo che Marta e Maria fanno chiamare Gesù, che era in un'altra città, perché il loro fratello Lazzaro era molto ammalato. E gli hanno detto: Gesù, vieni qua a Betania perché nostro fratello sta male. Vieni qua per guarirlo. Ma Gesù non andò subito da Lazzaro, aspettò diversi giorni. E quando finalmente Gesù si decise ad andare a Betania da Lazzaro era già morto. Vangelo di Giovanni, capitolo 11, leggerò alcuni versetti qua e là. Potete seguire qua sul proiettore. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Versetto 32. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Possiamo rileggere insieme quest'ultimo versetto? Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Molte volte quando leggiamo questo versetto, questi testi, no? Queste parole di Maria verso Gesù ci sembrano parole di accusa verso di lui, no? Ma io non credo assolutamente che siano parole di accusa verso Gesù. E non credo questo per un semplice motivo. Perché vediamo la prima cosa che Maria fa appena vede Gesù. Maria gli si getta ai piedi, si inginocchia ai piedi di Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ora, avete mai visto qualcuno che accusa qualcun altro mettendosi in ginocchio davanti a lui? Io non ho mai visto una scena del genere, no? Immaginatevi mariti che voi tornate a casa un giorno dal lavoro, arriva vostra moglie sulla porta ad accogliervi, vi si inginocchia davanti e gli dice: perché non hai buttato via la spazzatura? No? Questa cosa non succede mai, no? La moglie non si inginocchia per accusarvi di non aver buttato via la spazzatura. È più facile che vi arriva con un coltello sulla porta di casa, no? E dice: perché non hai buttato via la spazzatura? No, nessuno si inginocchia davanti a un altro per poi accusarlo. Quindi non credo che queste parole di Maria fossero parole di accusa, erano un altro tipo di parole. Però ragionando su questo fatto, quante volte noi abbiamo reso partecipe Gesù del nostro dolore, della nostra sofferenza in un modo sbagliato? Quante volte noi abbiamo reso partecipe Gesù della nostra sofferenza accusandolo? Quante volte abbiamo detto: Gesù, perché hai permesso questo? Gesù, perché hai permesso questa situazione nella mia famiglia, questa situazione con mio marito, con mia moglie? Perché hai permesso che i miei figli finissero in questa situazione?
perché hai permesso questa situazione nel mio lavoro, con le mie amicizie. E magari, no, noi facciamo questa accusa a Gesù, inginocchiati veramente. Magari siamo lì nel nostro momento di preghiera e siamo sì inginocchiati col corpo, ma il nostro cuore non è prostrato davanti a Lui. Il nostro cuore non è inginocchiato davanti a Lui. Magari siamo inginocchiati solo per un rito. Sapete, quando durante questi giorni ho preparato questa predica, mi sono inginocchiato e ho pregato così: Dio, che il mio inginocchiarmi non sia più come un inginocchiarsi qualunque, che non sia soltanto un inginocchiarmi perché mi è stato insegnato che per pregare qualche volta bisogna stare in ginocchio. Che il mio inginocchiarsi sia un inginocchiarmi col cuore, sia un prostrarmi con il cuore prima che con le gambe, sia un prostrarmi con lo spirito prima che con le gambe. Penso che ognuno di noi dovrebbe imparare a inginocchiarsi prima col nostro spirito, prima col nostro cuore, prima con la nostra anima e successivamente col nostro corpo. Quando in questi giorni stiamo facendo il discepolato per il battesimo, uno dei temi del discepolato è la preghiera, per portare le persone ad avere una vita di preghiera dopo il battesimo, se già non ce l'hanno da prima. E una delle domande che spesso mi viene fatta è: in che modo bisogna pregare? Qual è il modo corretto per pregare? So che qualcuno prega in piedi, qualcuno prega seduto, qualcuno prega camminando, qualcuno prega in ginocchio. La Bibbia ci dice che non c'è un modo corretto per pregare. Io credo che ci siano alcune preghiere che devono essere fatte in ginocchio, ce ne sono altre che possono essere fatte sedute, distesi, come si preferisce. Ma quelle preghiere che sono fatte in ginocchio devono prevedere che prima di tutto noi ci inginocchiamo col nostro cuore e dopo con le nostre gambe. L'altro giorno abbiamo fatto mercoledì scorso c'è stato il B-Brazer, il nostro culto degli uomini, e durante il culto abbiamo fatto un bellissimo momento tra noi uomini inginocchiati alla presenza di Dio. Perché è vero, noi riconosciamo che Dio ha messo gli uomini come sacerdoti, ma noi stessi come sacerdoti dobbiamo capire che sopra di noi c'è un altro sacerdote, che sopra di noi c'è qualcuno di più importante, che sopra di noi c'è colui che ci invia, colui che ci ha dato l'incarico, il nostro Gesù. Lui è al di sopra di noi e noi a Lui ci dobbiamo inginocchiare. E questo era l'inginocchiarsi di Maria. Maria si è inginocchiata davanti a Gesù e non credo che gli abbia detto: Signore, se tu fossi stato qua, Lazzaro sarebbe vivo. Credo che gli abbia detto piuttosto così: Signore, io so che se tu fossi stato qua, Lazzaro sarebbe vivo. Io credo che se tu fossi stato qua, Lazzaro sarebbe vivo. E per questo motivo Maria si è inginocchiata davanti a Lui, perché ha detto: nonostante mio fratello sia morto, la mia fede in te non è crollata. Io mi inginocchio davanti a te perché ancora ti riconosco come mio Signore. Io ancora credo che tu sei il mio Dio. Io credo che tu sei colui che è al di sopra di me. Questo io credo che Maria stesse facendo. Quando Maria si è inginocchiata davanti a Gesù, si stava inginocchiando per fede, quella fede che noi abbiamo nel nostro Signore. Perché l'essere ai piedi di Gesù non è soltanto qualcosa che ci fa assumere un carattere di discepolo, ma è anche qualcosa che ci fa assumere un carattere di servo. Servi davanti al nostro Signore, non quei servi obbligati a servire, ma quei servi dall'orecchia bucata di cui ci parla l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'era una legge in cui uno schiavo, un servo, doveva servire il suo padrone per determinati anni. Finiti questi anni, non era più obbligato a servire. Ma se voleva, lo schiavo, il servo, poteva dire al padrone: voglio essere tuo per sempre. E in quel momento lo schiavo si metteva con l'orecchio sulla porta di casa e il padrone gli bucava l'orecchio.
come segno, come pegno di una schiavitù eterna. Ma quello schiavo non era schiavo perché era obbligato, non lo era più perché era obbligato. Era schiavo, era servo perché desiderava esserlo. Ora, cos'è che potrebbe portare uno schiavo a desiderare di essere schiavo? L'unica cosa che poteva portarlo a desiderare di essere schiavo era la certezza che là fuori non avrebbe trovato niente di meglio di quello che avrebbe potuto trovare nella casa del suo padrone. Era uno schiavo per amore. E questo è quello che noi siamo quando troviamo i piedi di Gesù. Noi assumiamo un carattere di servo, un carattere di schiavo, ma non un carattere di schiavo perché siamo obbligati. Gesù non ci obbliga a seguirlo. Gesù ci ha dato una legge di libertà, ci dice Giacomo. Che cosa significa una legge di libertà? Significa che noi possiamo scegliere ogni giorno se servire il mondo o se servire Gesù. Noi dobbiamo diventare quegli schiavi dall'orecchia bucata, quei servi per amore. E questo noi impariamo ad esserlo ai piedi di Gesù. Perché sappiamo che al di fuori, là fuori nel mondo, questa fittizia libertà che ci viene data non sarà mai meglio di quello che noi possiamo trovare ai piedi di Gesù. Maria sapeva di questo, sapeva che quel giorno ai piedi di Gesù avrebbe potuto trovare la consolazione per la morte di suo fratello. Sapeva che ai piedi di Gesù avrebbe potuto ritrovare la gioia. Sapeva che ai piedi di Gesù, di questo Signore onnipotente, avrebbe potuto trovare restaurazione per la sua casa. E forse non sapeva che Gesù avrebbe potuto risuscitare Lazzaro, ma nonostante questo Maria disse: io ho fede in te, io mi metto ai tuoi piedi perché credo in te, tu sei il mio Signore. Ai piedi di Gesù noi possiamo diventare, noi possiamo assumere questo carattere di servo, perché riconosciamo che niente là fuori è meglio di quello che possiamo trovare ai suoi piedi. Perché come Pietro, quando Gesù disse a lui e agli altri apostoli: perché non ve ne andate via anche voi insieme a tutti gli altri che se ne sono andati? Pietro rispose: dove andremo noi lontano da te? Soltanto tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Noi ai piedi di Gesù possiamo assumere questo carattere di servo. L'ultimo episodio di cui la Bibbia ci parla di Maria lo troviamo in 2 Vangeli, lo troviamo in Giovanni, lo troviamo anche in Marco. Leggerò soltanto quello del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 12, del versetto 1 all'8. Dice così: Gesù dunque 6 giorni prima della Pasqua andò a Betania, dove c'era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta, come al solito, direi, serviva, e Lazzaro era uno di quelli che andavano con lui. Allora Maria prese una libbra d'olio profumato di nardo puro, di grande valore, unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Possiamo ripetere questo versetto che per la 3ª volta ci mostra Maria ai piedi di Gesù. Allora Maria prese una libbra d'olio profumato di nardo puro, di grande valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi piedi. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così perché non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, perché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete per sempre. Come ho detto, questo stesso testo lo troviamo anche in Marco 14 e comparando questi 2 testi noi troviamo alcune informazioni pratiche.
La prima informazione è che quest'olio profumato era di nardo puro. Il nardo era una radice che si trovava solo in India a quell'epoca ed era puro. Questo significa che non era mescolato con altri oli, con altri profumi per allungarlo e renderlo magari meno prezioso. No, era quest'olio prezioso già di suo, puro, completamente puro, quindi qualcosa veramente di grande valore, qualcosa di molto prezioso, il meglio che si potesse avere. La Bibbia ci dice che Maria aveva un vaso di alabastro con dentro una libbra di quest'olio. Una libbra è all'incirca 325 grammi di olio. E ci dice anche che vendendolo si potevano acquistare 300 denari. 300 denari, per farci capire, un denaro all'epoca era il salario di un giorno di lavoro, ok? Un denaro era un giorno di lavoro. 300 denari erano 300 giorni di lavoro come stipendio medio. All'incirca, se contiamo che il sabato non lavoravano, all'incirca era un anno di lavoro per riuscire ad acquistare tutto quest'olio. Quindi o una persona era molto ricca e poteva acquistare tutti questa libbra in una volta sola, oppure una persona per acquistare questa libbra di olio non doveva spendere un centesimo per tutto l'anno, qualcosa di praticamente impossibile, no? E alla fine dell'anno poteva comprarsi questi 325 grammi, questa libbra di nardo puro. Ma in realtà non succedeva questo, no? Perché, come ho detto, nessuno non avrebbe speso niente per un anno per poi spendere tutto per comprarsi dell'olio. Era molto comune, era un'usanza molto comune a quell'epoca che le donne comprassero questi profumi a gocce. Ad esempio, un giorno lavoravano, se quel giorno non avevano spese, andavano a comprarsi una goccia di quest'olio. E dopo una settimana magari ne compravano un'altra, e dopo un mese ne compravano un'altra, e così avanti per molti anni, no? Per riuscire a riempire un vaso di alabastro. E perché facevano questo? A cosa gli serviva? Perché cosa conservavano questo profumo così prezioso, questo profumo così caro, questo profumo così costoso, per il quale dovevano mettere via così tanti soldi per tanto tempo? Questo profumo solitamente era conservato per il giorno più importante della loro vita, o per la persona più importante della loro vita, ovvero era conservato per il giorno del loro matrimonio e quindi per lo sposo. Quando Maria rompe questo vaso pieno di quest'olio profumato e lo versa completamente su Gesù, questo passo ci dice che l'ha versato ai piedi. Se leggiamo Marco sappiamo che glielo versa anche in testa, copre tutto quanto Gesù con quest'olio. Quando Maria fa questo, Maria sta dicendo: tu, Gesù, sei la persona più importante della mia vita, è a te che io voglio dare tutto quest'olio. Io non soltanto voglio consegnare il meglio che ho, ma voglio anche rompere, perché vediamo che lei rompe questo vaso, perché non voglio più tenere niente per me. Tutto ciò che io ho, io te lo do. Tutto ciò di meglio, la cosa più preziosa che io ho, quella che ho conservato per tanto tempo, io la do a te. Essere ai piedi di Gesù significa anche assumere un carattere di adoratore. Significa assumere il carattere di quella persona che vuole consegnarsi completamente a Gesù, che vuole consegnare tutto quello che ha a Gesù. E io voglio farti una domanda: che cosa stiamo facendo noi per Gesù? Che cosa stai facendo te per Gesù? Tu stai consegnando il meglio che tu hai, o tu lo stai mettendo da parte per quel giorno che verrà, per quella data per chi stai aspettando, per quella persona che stai aspettando? O sei disposto a rompere il tuo vaso e consegnare tutto a Gesù
dicendo: non voglio più niente per me, rompo il mio vaso perché non avrò più niente da metterci dentro, perché tutto ciò che ho, il meglio che io ho, io lo voglio dare a te. La storia ci racconta di un popolo, di una denominazione cristiana sorta all'incirca nel 1700, i Moraviani o Moravi. Erano una popolazione cristiana che veniva dalla Repubblica Ceca, erano discendenti di Jan Hus o dalla Germania più specificamente. Questi Moraviani sono stati una delle prime denominazioni cristiane a investire tanto sulle missioni. Avevano un cuore veramente missionario. Pensate che avevano un cuore così missionario che ognuno di loro mensilmente dava sempre una cifra per investire sulle missioni. Una parte del loro stipendio era sempre destinata alle missioni. E se non avevano i soldi, pensate, se non avevano i soldi da dare a queste missioni, sapete cosa facevano? A volte si vendevano come schiavi affinché potessero ottenere dei soldi per investire nel campo missionario. Ma tra questi Moraviani più famosi sono due fratelli che nel 1732 decisero di imbarcarsi per andare a evangelizzare una popolazione in un'isola. Solo che quest'isola era una colonia di schiavi. Significa che su quest'isola si poteva entrare soltanto se si era schiavi. Allora questi due fratelli moraviani decisero di vendersi come schiavi a questa colonia per poter andare in quest'isola a evangelizzare questo popolo. Si dice che quando la nave stava per salpare, loro si girarono verso i loro fratelli e dissero così: che l'agnello riceva la ricompensa per il suo sacrificio. Questa frase è diventata lo slogan, il simbolo dei Moraviani: che l'agnello riceva la ricompensa per il suo sacrificio. E noi che cosa stiamo facendo per Gesù? Che cosa stiamo dando a Lui? Qual è la ricompensa che noi stiamo dando a Lui per il suo sacrificio? Voglio invitarti a stare in piedi. Chiamo il gruppo di lode qua con me. Che cosa stiamo facendo per Gesù? Chi di noi è come questi Moraviani che possono gridare che l'agnello riceva la ricompensa per il suo sacrificio? È interessante vedere in questi due passi, no? Di Giovanni e di Marco, nel Vangelo di Giovanni. Sono sicuro che Giovanni aveva una certa inimicizia con Giuda, no? Oltre a tutto quello che Giuda ha fatto, ma vediamo che nel Vangelo di Giovanni non perde l'occasione per diffamare Giuda. E nel Vangelo di Giovanni c'è scritto, come abbiamo visto, che chi ha accusato Maria in quel momento, quando Maria ha rotto il vaso di olio, chi ha accusato Maria è stato proprio Giuda, e l'ha fatto perché era avido, no? Ma nel Vangelo di Marco vediamo che non è stato Giuda, e quindi non è stato solo lui, o forse Giuda è stato il primo e poi altri discepoli hanno accusato Maria per questo atto che ha fatto, dicendo: potevi questo olio, invece di fare questo, potevi venderlo, prendevamo 300 denari e li davamo ai poveri, ai bisognosi, al popolo di Israele. È molto curioso questo, no? Perché in realtà loro non stavano criticando Maria per l'atto in sé che stava facendo. Stavano criticando Maria per la persona verso il quale stava facendo quest'atto.
Nel Vangelo di Marco, Gesù molto chiaramente dice: lasciatela stare, perché lei sta facendo un gesto verso di me. I discepoli stavano dicendo: se è per i poveri, tutto bene, diamo questi soldi, diamo quest'olio ai poveri per sfamarli, ma se è per Gesù, no, lasciamo stare, non c'è bisogno, perché hai fatto questa roba per Gesù? Se è per i poveri va bene, se è per Gesù no, non serve fare questa adorazione a Gesù, non serve fare questa cosa per Gesù. No, se oggi noi pensiamo questo, no, potremmo dire: ma guarda che brutte persone erano questi discepoli, che per gli altri sì, ma per Gesù no. È vero, potremmo pensare che brutte persone, ma voglio invitarti a pensare a te stesso, come io ho pensato a me stesso, perché tante volte noi abbiamo l'occasione di fare qualcosa per gli altri e la facciamo nel modo migliore possibile. Abbiamo l'occasione di aiutare una persona, di fare qualcosa per gli altri, la facciamo nel modo migliore possibile. Ma tante volte, se c'è da fare qualcosa per Gesù, noi non la facciamo nel modo migliore possibile. Se c'è da aiutare per sistemare la chiesa dopo il culto, magari pensiamo: lo farà qualcun altro, andiamo via. Se c'è da aiutare economicamente nelle opere missionarie, pensiamo: lo farà qualcun altro, andiamo via. Ma se magari un amico ha bisogno di 10 euro, non abbiamo problemi a dare 10 euro a questo amico. Non sto dicendo che aiutare gli altri è sbagliato, ma sto dicendo che tante volte noi ragioniamo come questi discepoli: se è per gli altri, molto bene; se è per Gesù, fa lo stesso, ci penserà qualcun altro. Se è per passare del tempo con degli amici, fare una bella grigliata insieme, ci siamo tutti. Ma se del passare del tempo con Gesù, passare del tempo in preghiera con Lui, passare del tempo meditando la parola, lo farò un altro giorno. Oggi vado a fare la grigliata con gli amici. Penso che tutti quanti noi pensiamo male di questi discepoli che hanno detto: per gli altri sì, per Gesù meglio di no. Ma tante volte noi non siamo diversi da loro. Tante volte anche noi per gli altri sì, per Gesù no. Il profeta Abacuc finisce il suo libro di 3 capitoli con un cantico, e in questo cantico lui, come in tutto il libro, sta profetizzando che il popolo di Israele sarebbe stato messo in schiavitù dai babilonesi. E alla fine di questo cantico lui dice alcune parole. Dice così: che in Israele il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Quando Abacuc fa quest'ultima profezia, quest'ultima parola del cantico, sono parole veramente profetiche, perché lui sta dicendo: in quest'epoca in cui il popolo di Israele sarà in schiavitù a Babilonia, le campagne non daranno più frutto, il fico non fiorirà, la vite non darà il frutto, eccetera eccetera. Ma non è soltanto qualcosa di pratico che succederà, questa è una parola profetica, perché il popolo di Israele nella Bibbia è chiamato di fico, è chiamato di ulivo, è chiamato di vite. E quindi Abacuc sta dicendo: il popolo di Israele in questo esilio non esisterà più, ma io mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. La nostra gioia, fratelli, non può essere in un popolo, la nostra gioia è in Dio. È in Lui che dobbiamo dare il nostro meglio, è a Lui che dobbiamo andare ai Suoi piedi a versare il nostro olio, è a Lui che dobbiamo adorarlo con la nostra migliore adorazione, consegnare ciò che di meglio abbiamo, consegnare la nostra vita come quei moravi che si consegnavano se stessi come schiavi pur di andare a fare la sua opera, dicendo: ecco la ricompensa per l'agnello e per il suo sacrificio. Oggi noi abbiamo celebrato attraverso la Santa Cena questo sacrificio, e ancora una volta, prima di pregare insieme, io ti chiedo: che cosa stai dando tu di ricompensa per il sacrificio di Gesù?
Essere ai piedi di Cristo significa diventare veri discepoli. Essere ai piedi di Cristo significa diventare Suoi servi. Essere ai piedi di Cristo significa diventare Suoi adoratori, che consegnano il meglio che hanno a Lui per il sacrificio che un giorno l'agnello ha fatto per noi. Amen. Possiamo pregare? Signore Gesù, nostro Maestro, nostro Signore, nostro Dio, colui del quale vogliamo imparare e conoscere in profondità, colui che vogliamo servire riponendo ogni nostra fede in Te, perché sappiamo che Tu sei il Signore dei nostri giorni, del nostro passato, del nostro oggi e dell'avvenire. A Te, che sei il Dio che solo vogliamo adorare, l'agnello che si è sacrificato per noi. Signore, che questa Chiesa possa essere una Chiesa di discepoli, una Chiesa che sfrutta ogni tempo possibile per andare ai Tuoi piedi ad adorarti. Metti, Signore, in noi il desiderio profondo di conoscerti in preghiera, di conoscerti per mezzo della Tua parola, di conoscerti osservando la Tua bellezza ogni giorno della nostra vita. Metti, Signore, in noi il desiderio questa sera, a partire da oggi, di essere Tuoi servi, persone che hanno fede in Te, persone che dichiarano che non c'è altro luogo in cui stare che possa essere meglio che la Tua presenza, perché solo Tu hai parole di vita eterna da darci. Servi per amore, servi dall'orecchia bucata, servi fedeli a Te. Signore, che in questa Chiesa Tu possa trovare persone con il carattere di adoratori, che consegnano ogni cosa a Te, che mettono da parte il meglio, non per il giorno che verrà, non per la persona che verrà, ma per Te. Persone che non considerano niente al di sopra di Te, persone che vogliono consegnare a Te la loro vita, persone che vogliono dichiarare che hanno la migliore ricompensa per l'agnello che un giorno si è sacrificato per noi. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questa Chiesa, consacrala a Te, una Chiesa di discepoli, una Chiesa di servi, una Chiesa di adoratori. Per questo Ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Sono ai Tuoi piedi per donarti tutto.
presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. La tua presenza vale di più. Era questo. E non importa il prezzo che ho versato, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo che ho versato, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Facciamo un applauso al nostro Signore. Stiamo per terminare il nostro culto. La mia preghiera è che ognuno di noi possa uscire di qua migliore di come è entrato questa sera, in qualsiasi ambito dovesse migliorare, migliore di come è entrato questa sera. Amen. Possiamo accendere le luci. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni prima di terminare la serata, poi ci sarà qualcosa da mangiare lì fuori, quindi non andate via subito, passiamo un momento di comunione insieme. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni in questi ultimi giorni? So che abbiamo dei bambini di là. La Bia,
Vieni qua, Bia. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Da Augusto lo vanno a chiamare. Da domenica scorsa ad oggi. Compleanni, non abbiate paura. Finalmente Liam sale sul pulpito, essendo invitato per la prima volta, pensa. Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro per fare una preghiera, benedire questo nuovo anno. Amen. Signore Gesù, vai bravo Liam, se no Signore Gesù, vogliamo mettere questa sera davanti a te la vita e il nuovo anno di questi tuoi 3 figlioli, Signore, di Augusto, di Beatrice, di Liam, Signore, che tu possa riempire questo loro anno con la tua allegria, con la tua gioia, che tu possa riempire questo loro anno con il meglio che tu hai già preparato davanti a loro. Ma soprattutto ti chiediamo, Signore, che la tua presenza non venga mai a mancare nei loro giorni e nel loro cuore. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo allora desiderare questa stessa benedizione anche sulla vita di tutti quanti noi, delle nostre case, chiedendo che la gioia del Signore possa riempire questa nostra settimana, che la sua allegria possa venire a riempire i giorni delle nostre famiglie, che la pace che viene da Lui, che la sua salute possa essere sempre costante in mezzo a noi, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Dio ci benedica nel nome di Gesù.